In 4 comuni della provincia, Cammarata, Realmonte, Siculiana ed il capoluogo Agrigento, la lotta all'evasione del lato GES Agrigento 2 ha riscosso esiti molto positivi. Il duro e meticoloso lavoro dei mesi scorsi ha prodotto eccellenti risultati. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di appurare che negli anni 2005 e 2006 è stata evasa la TIA, la tariffa igiene ambientale, per circa 6 milioni di euro e soltanto la metà di questa cifra al momento è stata riscossa dall'azienda. La lotta all'evasione si può definire che è stato un successo perché solo già per gli anni 2005-2006 e ancora con la rata non scaduta perché scadrà il 2 aprile, già abbiamo introitato 3 milioni di euro e in più ne abbiamo accertati per 6 milioni e quindi solo per questi anni abbiamo già avuto dei risultati notevoli. Lei deve pensare che noi a momenti poi bolletteremo anche gli altri anni e quindi le stesse persone poi dovranno pagare gli anni successivi e in più stiamo allargando in questo modo la platea dei contribuenti, diminuendo così, se è possibile, lo valuteremo a giorni, dopo che noi presenteremo il piano finanziario ad Agrigento, potrebbe anche esserci la possibilità di diminuire un po' il costo del servizio. Questo dipenderà da tante situazioni, dal fatto che chiaramente abbiamo dovuto applicare la revisione dei prezzi ai contratti precedenti, quindi il servizio è chiaramente un po' aumentato e anche i costi generali, soprattutto per quanto riguarda gli aumenti delle bollette e gli aumenti anche del gasolio, determinano anche un aumento dei nostri costi generali. Teresa Restivo inoltre si dice fiduciosa per il prosieguo della lotta all'evasione e sulla disponibilità degli utenti a mettersi in regola con le somme non pagate e sulla rateizzazione dei pagamenti della TIA e sulle presunte responsabilità del lato GES Agrigento 2. Teresa Restivo chiarisce la vicenda e replica al consigliere comunale Andrea Cirino. No, non è colpa della GESA perché pur nell'articolo 26 del regolamento già approvato c'era la previsione di una rateizzazione, l'articolo non era molto chiaro, tant'è che il Presidente del Consiglio Comunale e lo stesso Comune di Agrigento l'ha riportata in Consiglio e stamattina con posta certificata mi è arrivata dal dirigente dei servizi tributari del Comune di Agrigento, dottore Mantione, mi è arrivato proprio e l'ho in mano il testo sostitutivo dell'emendamento. Noi comunque abbiamo già iniziato a raccogliere tutte le richieste di rateizzazione e presto manderemo i bollettini in modo tale che la gente può pagare con la rateizzazione. Nel frattempo, il lato GES Agrigento 2 sta provvedendo al pagamento delle somme alle ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Ed inoltre Teresa Restivo tiene a precisare che i 104 dipendenti del lato GESA percepiscono mensilmente lo stipendio. Questo so che può generare del malumore nei confronti degli altri che devono essere pagati dalle ditte, ma lì il rapporto non è diretto della GESA, sono le ditte che chiaramente possono rivalersi sulla GESA perché la GESA magari non paga le fatture, ma io non posso non pagare i miei lavoratori, oltretutto gli importi degli stipendi che io pago rispetto all'importo che io devo trasferire alle ditte per pagare i loro dipendenti sono proprio completamente diversi. Lei pensi che per poter loro pagare un mese ai lavoratori devono incassare da me non meno di 1,8, 1,9, qualche volta anche 2 milioni. Io per pagare i miei pago non più di 180 mila euro al mese e poi dopo il giorno dei contributi altri 100 mila euro.